Proseguiamo. Abbiamo ora previsto l'intervento di Roberto Ciambetti, ambasciatore del Patto dei Sindaci, oltre che presidente del Consiglio della Regione Veneto. L'ambasciatore del Patto dei Sindaci è una nuova figura introdotta dalla campagna europea del Patto dei Sindaci, quella anche di avere appunto delle persone che riescano a diffondere i concetti generali di questa campagna. Noi abbiamo appunto un ambasciatore proprio qui in regione, purtroppo oggi è impegnato a Bruxelles e quindi ci ha mandato un video proprio insomma di saluti e un suo breve intervento, quindi chiedo appunto di mandare questo in video. Grazie. A poche settimane dalla conferenza sul clima di Glasgow, conclusasi in un modo che sarebbe sbagliato minimizzare o criticare eccessivamente, io credo che il patto dei sindaci, di cui sono ambasciatore per l'Italia, debba prendere spunto dal grande dibattito e dalle attese che COP26 ha diffuso, coinvolgendo una parte vastissima della popolazione. La vera sconfitta sarebbe lasciar morire quel dibattito, non cogliere l'occasione di un confronto sempre più serrato con la popolazione e non continuare nella battaglia per la difesa del clima e la ricerca di nuove fonti energetiche e procedere anche nel nostro piccolo con scelte coerenti e concrete. Purtroppo noto come nei grandi mass media sia calata tensione sul tema, quando invece la battaglia per il clima e energia da fonti rinnovabili è decisiva. Bisogna tenere alta la tensione, sviluppare il dibattito culturale, sostenere la ricerca scientifica, sollecitare governi e gli attori socio-economici per procedere con passi concreti. Il primo errore che dobbiamo evitare è la ideologizzazione di questa battaglia. La difesa del clima non è faccenda di destra o sinistra, di alto o basso, nord o sud, è una battaglia comune. Non dobbiamo nemmeno perdere tempo dandoci reciproche colpe, perderemo troppo tempo quando dobbiamo invece agire con la massima fretta. Ci sono segnali inquietanti su cui dobbiamo riflettere. Il cambiamento climatico è considerato di prioritaria importanza per gli investitori istituzionali globali del real asset, tra cui gestori patrimoniali, banche, consulenti e advisor, fondazioni, compagnie assicurative e fondi pensione. Ma la maggior parte di loro ha difficoltà a integrare l'analisi dei rischi climatici all'interno dei propri portafogli di investimento. Al momento solo il 35% degli investitori si è impegnato ad allineare i propri investimenti all'obiettivo net zero del 2050. Il dato dimostra la feroce contraddizione in cui ci troviamo. C'è chi nega l'evidenza dei fatti e c'è chi lo fa per mantenere le proprie quote di profitto e rendite che scaricano sull'ambiente e sui cittadini tutti i costi, privatizzando tutti i ricavi. In questo contesto contraddittorio, sindaci e territori cosa possono fare? Innanzitutto sostenere l'informazione e continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica, la quale deve comprendere che ha una grandissima arma in mano, l'arma dei consumatori, che possono con le loro scelte premiare questa o quella compagnia, questa o quella multinazionale, questa o quella banca, compagnia di assicurazione e via dicendo, premiando dunque chi fa scelte concrete in favore dell'ambiente. Siamo il primo paese nel mondo per diffusione del patto dei sindaci. Abbiamo un bagaglio di progettualità sedimentato negli anni da valorizzare e che più volte è stato premiato anche a livello europeo. Il rinnovato impegno di Enea in qualità di coordinatore nazionale e le crescenti esigenze europee anche legate all'implementazione del Piano Nazionale Clima ed Energia creano le condizioni ideali perché il patto dei sindaci costituisca un acceleratore della transizione ecologica in Italia. La rete dei firmatari, supporter e coordinatori è fittissima nel nostro Paese. Oggi dovremo insieme attivare le risorse e metterle a sistema. Si tratta di un'opportunità importante per accelerare una trasformazione che saremo comunque chiamati a fare, ma che dobbiamo costruire in modo collegiale,
a partire dalle nostre comunità, ma con una prospettiva europea che il patto di sindaci ci garantisce: pensare globalmente e agire localmente. Superare le nostre contraddizioni. Faccio solo un esempio banale. Sappiamo che la mobilità del futuro prevede la diffusione dei motori elettrici ricaricabili. Quante sono le colonnine di ricarica diffuse nel territorio e nelle nostre città? In Italia sono circa 13.000 con 2 prese, poche dunque e poco performanti, poiché nel 95% dei casi funzionano a corrente alternata. Poche colonnine nelle città, pochissime nelle autostrade, se non nulle certe tratte, anche se la legge impone obblighi alle concessionarie autostradali. La norma nel bilancio dello Stato 2021. Risultato, anche in questo caso, è talmente scarso da essere imbarazzante. Pochissime colonnine, nessuna sanzione. Nelle nostre città la situazione non cambia e se mi dite che i cittadini possono ricaricare l'auto nel garage di casa, a parte il fatto che non è sempre possibile, io vi chiedo come possono fare i turisti che arrivano nelle nostre città e nelle nostre località turistiche. Per una nazione che fa del turismo uno dei principali settori economici, il problema mi sembrerebbe prioritario e non a caso il governo ha previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza circa 754 milioni di euro per l'installazione di colonnine. Ecco un caso concreto di applicazione e di scelte coerenti con la battaglia per il clima e l'energia da fonti rinnovabili. Potremmo parlare anche delle panchine con ricarica solare per i telefonini. In verità voglio dire che opportunità non mancano, ciò che serve è invece credere nella sussidiarietà e dare ai sindaci e ai territori la possibilità di intervenire in maniera snella, senza aggravi burocratici e senza obblighi o procedure estenuanti. La transizione è necessaria e volenti o nolenti dovremmo affrontarla. Il genere umano ha conosciuto grandi rivoluzioni nel corso della sua storia. Adesso dobbiamo affrontare un'altra sfida: salvare l'umanità da se stessa, o meglio, salvare l'umanità da una sequenza di errori imperdonabili che rischiano di spingere il mondo verso una catastrofe di dimensioni inenarrabili. Come ho detto all'inizio, non dobbiamo perdere tempo nell'accusarci reciprocamente per gli errori fatti nel passato. Parafrasando Churchill, dobbiamo dire che discutere sul passato e sul presente rischia di farci perdere il futuro e questo è un rischio reale. Grazie e buon lavoro a tutti.